Il giorno dopo la vittoria a Losanna, il governatore Luca Zaia guarda al futuro delle Olimpiadi 2026. Cortina Milano, la sfida più importante per il Veneto assieme all'autonomia, e ringrazia i veneti per l'appoggio di questi mesi. Entro un mese, annuncia, si chiude la partita della governance, dice Zaia, servono top manager, no a politici di ritorno. Questa sfida sarà il rinascimento della montagna. Stazionaria ma ancora grave la bimba veronese di 10 anni non vaccinata, colpita dal tetano. La procura valuta la posizione dei genitori e l'apertura di un fascicolo. 9 anni e 8 mesi di reclusione, condanna confermata per un 50enne padovano che per 8 anni avrebbe abusato della figliastra di appena 7 anni approfittando della malattia della mamma. Si sono ritrovati in casa niente meno che una macchina asfaltatrice, nessun ferito ma abitazione seriamente lesionata, è successo a Piovene Rocchette. Nuovo presidio di protesta a Venezia per chiedere una riforma delle case pubbliche di riposo. Una delegazione di manifestanti è stata ascoltata in Consiglio regionale dai gruppi di minoranza. Una dipendente dell'ULSS 6 Euganea ha avuto in dono 1000 ore di ferie dai colleghi che le permetteranno di stare vicina alla figlia malata. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque ricominciamo inevitabilmente dalla notizia delle ultime ore, la vittoria, di questo dobbiamo parlare e in questi termini, di Cortina Milano, sede delle Olimpiadi invernali nel 2026. Il giorno dopo la vittoria il governatore Luca Zaia guarda al futuro. Entro un mese, dice, nascerà la nuova governance con la scelta di 2 nomi a guidare questa macchina organizzativa. Guardate, questa è una bella sfida, forse la più grande sfida che tocca al Veneto assieme a quella dell'autonomia, e penso che sia fondamentale parlare con i veneti di questo evento. Non è un evento che riguarda solo la montagna, no? La sfida più grande è nelle mani di Luca Zaia quando mostra il risultato di un percorso difficile ma vittorioso. È il contratto firmato con il CIO. Il giorno dopo l'annuncio di Losanna, il giorno dopo la festa, è lo stesso governatore ad ammettere ancora non ci si rende conto. Dopo aver mostrato il video del momento cruciale, in un palazzo Balbi a 5 cerchi c'è il momento dei ringraziamenti. A tutta la delegazione, certo, ma in primis alla gente. Ringraziare i veneti, perché comunque hanno creduto a questa folle idea, no, di candidare Cortina e di crederci fino in fondo. Ma è anche il momento di ricordare quanto sia stato complicato questo cammino. Vi ricordo le difficoltà iniziali con il governo, il tema del fatto che comunque il comune senso del pensare rispetto a certi ambienti è quello delle Olimpiadi è spreco, e quindi abbiamo costruito un dossier che è assolutamente tranquillizzante nei confronti di tutti. Quando vedo ad esempio qualcuno che anche in queste ore, pochi, ma c'è sempre qualche kamikaze, che dicono ma gli sprechi, ma le ruberie, ma l'ambiente, vi ricordo che il nostro dossier, ditelo con orgoglio, è un dossier low cost. Da soli contro tutti per buona parte di questa avventura, ma per Zaia le polemiche sono già il passato. Non ho nulla da dire, vengano tutti nel pullman delle Olimpiadi, è pieno di posti. Adesso il territorio ha bisogno che tutti parlino delle Olimpiadi e parlino positivamente. I nostri nemici sono solo quelli che continueranno a parlare male delle Olimpiadi. Non quelli che hanno parlato male e adesso hanno cambiato idea, quelli che continueranno a parlare male. Mio nonno diceva che solo i moni non cambiano idea, e quindi porte aperte a tutti. Ora si guarda avanti dopo che il CIO ha staccato l'assegno da 925 milioni di dollari, copertura del 75% delle spese. Tutto risolto? Nemmeno per sogno. Ci sarà da lavorare tanto, tantissimo, da subito. Infrastrutture, collegamenti, fare rete. Entro un mese e mezzo, annuncia, si chiude la partita della governance, la macchina che gestirà i giochi, e Zaia avverte. A noi non interessa che che diventi un cimitero degli elefanti, che arrivi gente che non, magari, come si può dire, politici di ritorno, altre robe, di questo vi garantisco io che non li vedete su queste strutture. Ci servono manager con visione industriale. Le stime parlano di un appuntamento che produrrà una ricchezza accumulata di 2,3 miliardi nell'arco di tempo 2020-2028, con possibilità di ricavi che si estendono fino a 3 miliardi di euro per Milano e Cortina. Insomma, vogliamo ridare look e visibilità e appeal a questa montagna veneta che ha, ma deve ancora fare un salto di qualità migliore nell'interesse della gente di montagna. Dalla montagna veneta se ne vanno ogni anno migliaia di persone dalla provincia di Belluno. E penso che questa sia la cura da cavallo per la montagna veneta. È inutile stare lì con carezza con i guanti per non serve niente o con le pacche sulle spalle. Sfida dura, ma che si deve giocare. Noi veneti non siamo abituati a stare lì a aspettare che piova, cioè se non viene a piovere ce la dobbiamo procurare in qualche maniera. E quindi ben venga
non questo pensiero ma questa nuova sfida. Così dunque nel pomeriggio il governatore Luca Zaia, che domani sarà tra l'altro a Cortina d'Ampezzo. Adesso nei palazzi della politica della regione vediamo le reazioni dei consiglieri e di assessori. Non è solo sport, attorno a questo si muoverà tutta una macchina organizzativa che avrà dei riflessi straordinari nell'economia del nostro Veneto. Il lavoro che è stato fatto grazie al Presidente Zaia è stato corposo, è stato assolutamente non improvvisato. Mi ricordo quando tanti dicevano sì, insomma, hanno presentato la candidatura così per presentarla. In realtà no, c'era dietro un dossier molto elaborato. I 5 cerchi della bandiera olimpica possono finalmente sventolare in Consiglio regionale a Venezia. I giochi invernali del 2026 a Cortina e Milano sono realtà. Tra gli esponenti della Giunta e tra i banchi della maggioranza a Palazzo Ferrofini si tratta di una vittoria che ha un autore indiscusso. Il Presidente Zaia, che inizialmente aveva avuto un sacco di critiche, soprattutto anche da parte dell'opposizione qui in Consiglio regionale, che aveva presentato un dossier scadente e quant'altro, invece alla fine insomma possiamo dire che questa è una vittoria anche e soprattutto del Presidente Zaia, che ci ha creduto fino all'inizio e ha portato a casa questo grande risultato. Molto soddisfatte le categorie economiche per un evento considerato una grande opportunità di sviluppo del territorio. Ricadute economiche molto importanti, non solo per gli imprenditori, per tutti gli operatori, ma anche per il sistema paese, perché vuol dire un rilancio dell'Italia, della sua immagine, per la sua storia e la sua cultura. È una scommessa per tutti noi, è la scommessa che dicevo prima, perché io sono convinto che in questo paese e in Veneto e Lombardia si possano far bene le cose senza che ci siano scandali e i privati faranno la loro parte. L'affermazione di Marinese richiama la posizione critica espressa dal Movimento 5 Stelle, che ha rinunciato alla candidatura olimpica sia a Roma che a Torino, ma i pentastellati veneti si dicono soddisfatti. Ogni realtà è a sé. Io dico soltanto che Cortina già offriva la possibilità, data dai mondiali che si celebreranno nel 2021, di avere già praticamente tutto fatto, quindi è soltanto l'occasione per completare quello che non si era avuto l'occasione di fare prima. Per l'unità in regione, almeno per il capitolo Olimpiadi, gli esponenti del PD si tolgono però qualche sassolino coi leader nazionali. Era partita già con il governo Renzi questa proposta delle Olimpiadi, peraltro contrastata da Di Maio e Salvini a suo tempo. Adesso si sono invertite le parti, ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere tutti convinti, sostenitori di un impegno e di uno sforzo per essere all'altezza di questa sfida straordinaria. Saluto e ringrazio il direttore delle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che è con noi in studio. Buonasera direttore. Saluto e ringrazio il vice direttore. E che ieri era in piazza a godersi quello spettacolo. Straordinario, straordinario. C'era un entusiasmo e proprio nel momento in cui è arrivata la notizia proprio la folla è esplosa. E vedi Ferdi, io penso che questa storia dimostri quanto sia importante essere autonomi, cioè la dimostrazione della forza di due regioni che si sono coalizzate, il Veneto soprattutto e la Lombardia, che hanno puntato ad un obiettivo, che hanno fatto tutto da sole perché non hanno avuto aiuti esterni, non sono state sollecitate da altre forze e hanno raggiunto questo risultato. E queste Olimpiadi, secondo me, proprio il fatto che siano Cortina e Milano ad ospitare i Giochi invernali del 2026 saranno uno sprone all'autonomia. Io credo che questo sia solo l'inizio di un percorso nuovo, ancora più importante e ancora più incalzante, perché finora purtroppo sono arrivati tanti bastoni tra le ruote. E questo succede quando appunto le forze in campo sono troppe, ci sono troppi interessi, troppi egoismi. Il vincitore di queste Olimpiadi è Luca Zaia, non c'è dubbio. Il vincitore, gli altri possono festeggiare, ma Luca Zaia era da solo quando molti altri, tanti altri che adesso stanno festeggiando, criticavano, rimproveravano, storcevano il naso, facevano gli uccelli di malaugurio, insomma, quindi il vero vincitore è il governatore del Veneto. Oggi tutti sul carro del vincitore, no? Oggi tutti sul carro del vincitore, anche chi appunto diceva peste e corna, ma questo è tradizione in questo paese, no? Prima sono tutti contrari, sono tutti ostili e poi quando si vince, quando qualcuno vince, allora
ci si dimentica del passato. 2026 dovrebbe essere finalmente già una regione autonoma, diciamo, fra 7 anni. Cioè, vediamo come va la riunione di questa sera, adesso lo diremo, però... Ma guarda, io escluderei che nel 2026 l'autonomia non sia arrivata, adesso bisogna sempre fare gli scongiuri, ma di 2026, quando saranno 70 anni dalle Olimpiadi del 56 che si svolsero a Cortina, questo territorio deve essere autonomo, deve essere libero di agire e non avere più tutti quei lacci e lacciuoli che l'hanno soffocato fino ad ora. Tieni conto tra l'altro che questo che la Repubblica ha definito un miracolo. Miracolo di cosa? Miracolo per niente, perché è il frutto di un lavoro di squadra, di grande determinazione, di grande coesione, certo in una situazione difficilissima, perché dico, si è fatto di tutto per mettere contro anche queste Olimpiadi l'Europa. Teniamo conto che nel CIO ci sono tanti paesi che ce l'hanno con l'Italia e che potevano e che forse hanno in qualche modo tentato di ostacolarci, però alla fine ha vinto la lobby, diciamo, del Veneto e della Lombardia. Oggi tra l'altro infatti Zaia ha sottolineato come mi accorgo che non si parla più di spread oggi, quindi le Olimpiadi superano quel tema perché è più importante. Immagino che il vero vincitore è Luca Zaia, dicevi tu prima, quindi a lui tutte le medaglie. Ma se ne dovessi scegliere una, di quale disciplina? Cioè, secondo te più... Ma non lo so, se ci fosse una disciplina, diciamo, a cavallo sulla neve, direi che... Equestre, tu dici in quel senso. La disciplina equestre invernale, ma io credo che lo slalom sarebbe la medaglia. Lo slalom non gigante, speciale, perché è riuscito a andare tra i pali velocissimo, ha schivato tutti i pali e tutti gli ostacoli che gli hanno messo di fronte. Quindi davvero, se si deve essere grati a qualcuno, è il nostro governatore. Grazie al direttore delle televisioni del gruppo Veria Nord-Est, Luigi Baccialli, questa sera Focus alle 21:15 su Rete Veneta, come sempre. Grazie. Allora, stasera abbiamo un'altra riunione sull'autonomia, per carità facciamola pure, ma noi siamo pronti da tempo. A proposito, lo ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il testo base è pronto per la riunione di domani del Consiglio dei Ministri, con grande vantaggio per tutte le regioni italiane, altrimenti a Roma si ingolfa tutto. Le Olimpiadi ci dicono, sono parole di Salvini, ve lo ricordo, che dove corrono gli enti locali l'Italia vince. La posizione dei genitori della bambina veronese, siamo alla cronaca, di 10 anni che ha contratto il tetano e non era vaccinata, è al vaglio della Procura della Repubblica di Verona, che sta valutando l'ipotesi di aprire un fascicolo. Al momento mi riservo di approfondire, ha detto l'avvocato Thomas Cesaro che assiste i genitori della bambina. Non posso rispondere se ci sono o possono essere problematiche in famiglia come intolleranze o allergie che dovevano sconsigliare qualche vaccinazione. Ci saranno delle opportune e successive valutazioni, ha aggiunto il legale. Condanna confermata a un 50enne di Battaglia Terme accusato di aver abusato della figlia della moglie mentre la donna era ammalata e incapace di difendere la piccola. 9 anni e 8 mesi di reclusione. I giudici della Corte d'Appello hanno confermato la sentenza di primo grado che il Tribunale di Padova aveva inflitto a un 50enne di Battaglia Terme accusato di abusi nei confronti della figliastra. Le violenze sono durate 8 anni e sono iniziate quando la piccola ne aveva appena 7. Minacce e soprusi fino a quando, dopo l'ennesimo pestaggio tra le mura domestiche, la ragazzina è finita in pronto soccorso e ha confessato il suo calvario. Oggi la giovane è ospite di una casa famiglia, mentre la madre, incapace di intendere e di volere, ricoverata in ospedale a causa di una grave patologia neurovegetativa. Nel 2015 ai medici la ragazzina confessò anche le violenze carnali raccontate in una lettera dettagliata ai servizi sociali. L'anno scorso in primo grado il Patignorco venne condannato a 9 anni e 8 mesi, una pena che ora è stata confermata anche in appello. Pochi giorni e tornerà a casa Cristian Barzani, il giovane accusato di aver provocato un incidente a Povegliano nel quale morì Giuseppina Lobrutto. Il ragazzo dovrebbe essere presto dimesso dall'ospedale, sarà sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza, che è quinto per omicidio stradale. La fase più critica è passata per Cristian Barzan, ricoverato in ospedale dopo il gravissimo incidente avvenuto il 7 giugno scorso a Povegliano, nel quale perse la vita Giuseppina Lobrutto.
Presto dovrebbe essere dimesso. Per lui niente carcere. Il giudice delle indagini preliminari ha revocato la precedente ordinanza ritenendo che fossero venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui era accusato e li ha rivalutati, quindi escludendo anche l'omicidio volontario, riconfigurandolo in omicidio stradale, quindi di natura colposa. Intanto continuano le indagini e gli accertamenti richiesti anche dalla difesa. Riteniamo che siano degli approfondimenti di natura tecnica e quindi di natura oggettiva che sono assolutamente importanti per comprendere esattamente quello che è avvenuto all'interno dell'autovettura. Non ci sarebbe stata l'intenzione di provocare il gravissimo incidente, secondo il GIP, e ci sarebbero inoltre delle discrepanze nelle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzata che era in macchina con lui. Ed è lei che avrebbe accusato il giovane di aver intenzionalmente provocato il sinistro per porre fine alle loro vite. Non solo, ma il ragazzo è stato indagato per omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale. Noi in questo momento abbiamo una situazione cautelare con riferimento alla quale il giudice ha ritenuto che non vi fossero gravi indizi per i reati di cui era accusato. Legittimamente la procura potrà continuare a sostenere anche l'omicidio volontario e gli altri reati per i quali aveva chiesto e inizialmente ottenuto la misura cautelare, e questa è una valutazione che ovviamente farà la procura e il pubblico ministero incaricato. Per il momento Christian ha potuto tirare un respiro di sollievo, ma il pensiero di quanto accaduto non lo abbandona. Chiaramente ha manifestato grande soddisfazione perché al momento il pericolo della restrizione carceraria è venuto meno. Rimane fortemente per lui e per i genitori il grande rammarico comunque per la morte di una persona certamente incolpevole. Ora questa storica dell'incredibile piomba sulla loro abitazione una grossa macchina asfaltatrice, per fortuna nessun ferito ma tanta paura. Gravi danni alle strutture e abitazione inagibile fino a quando non si potrà intervenire per un suo consolidamento statico. È quanto hanno stabilito i Vigili del Fuoco di Vicenza dopo essere intervenuti ieri pomeriggio in vicolo San Vito a Piovene, dove una macchina asfaltatrice, forse per un guasto meccanico, è finita contro una casa, causando gravi lesioni ai muri portanti. Per fortuna all'interno non c'era nessuno. Anche il mezzo resterà sul posto fino a quando non verrà effettuata un'opera di consolidamento della struttura. Le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono protratte fino a tarda sera. Abbiamo parlato varie volte, tema delle case di riposo e la possibile riforma chiesta anche su alcuni temi dai sindacati. Oggi nuovo presidio di protesta, alcuni manifestanti hanno anche incontrato consiglieri regionali di opposizione. Perché qua oggi sì? Per la questione della legge sugli IPAB, che è un sacco di anni che è lì ferma, che non si fa niente, quindi è importante prendere qualche decisione anche a livello regionale. Pensionati, lavoratori del comparto, cittadini, sindacalisti si ritrovano ancora una volta in presidio davanti al Consiglio regionale per chiedere una riforma degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza o case pubbliche di riposo, già peraltro prevista da una legge statale del lontano 2000. Con una popolazione sempre più anziana e magari anche non autosufficiente, si rinnova così la richiesta di mettere mano al settore. Un po' di più sensibilità nei confronti delle persone che hanno bisogno, insomma. Vedo che è un po' di non dico noncuranza, ma di superficialità sì, insomma. Se non si fa questa riforma si dà man bassa al far west del privato che consiste in una carenza di progettualità ma soprattutto una carenza di qualità dei servizi. Ormai da 10 anni non si aumentano le quote sanitarie per gli anziani nelle case di riposo e le case di riposo costano sempre di più, le case di riposo stanno diventando case di riposo per ricchi. La scena in Care Larga 22 marzo non è inedita, è la terza settimana che si forma un presidio in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale. La riforma deve essere fatta, quindi noi continueremo a presidiare, non le so dire con che tempi, con che modi, ma le nostre azioni di presenza sul territorio per richiamare alla responsabilità il Consiglio regionale, questo sì, continuiamo a farlo. Questa volta però, alla fine, le porte di Palazzo Ferrofini si aprono davvero. Le apre Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico. Una delegazione dei manifestanti viene ascoltata dai gruppi consigliari di opposizione. Questo non fare sta favorendo i fondi immobiliari privati che di sicuro non offrono un servizio elevato nello standard,
ma anzi estraggono da questa necessità e da questo bisogno sociale interessanti profitti per loro, ma non per la comunità. Ringraziamo intanto i gruppi di minoranza che si faranno portavoce di queste istanze che nascono dai territori e ci auguriamo e speriamo che alla fine questa riforma arriverà anche con il contributo che abbiamo cercato di dare di proposte e di idee in tutto questo periodo. Pochi istanti di pubblicità e poi parleremo di legittima difesa. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto. Ieri l'assalto alle poste di Massanzago, poche ore, ed è stato identificato, riconosciuto dalle immagini delle telecamere il rapinatore. Lo hanno individuato dopo appena 4 ore dalla rapina. Ha un nome e un volto il responsabile dell'assalto all'ufficio postale di Massanzago. Si tratta di un 59enne di Piombino Dese. L'uomo, che lunedì mattina a volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione alle poste minacciando i cassieri e una cliente, è stato denunciato dai carabinieri di Cittadella. I militari sono arrivati a lui guardando le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dopo la rapina il 59enne infatti era fuggito a bordo di una bicicletta. È entrato in posta poco prima, aveva puntato alla gola della cliente un coltello e aveva chiesto 1.500 euro in contanti. Era scappato però con soli 600 euro, gli unici contanti al momento disponibili alla cassa della posta. I carabinieri, poco lontano dall'ufficio postale, hanno rinvenuto la bicicletta usata per la fuga, mentre l'uomo si era allontanato a piedi. In tasca aveva ancora 590 euro e addosso la sciarpa usata per coprirsi il volto. Il 59enne, bloccato e denunciato dai carabinieri, non ha dato spiegazioni del suo gesto. Ombre sul concorsone per operatore sociosanitario indetto dall'azienda Zero. Una candidata ha denunciato la presenza di partecipanti con il cellulare. C'è chi è entrato con il cellulare e lo ha utilizzato durante le prove. La denuncia di presunte irregolarità durante il concorsone indetto dall'azienda Zero e svoltosi a Padova lo scorso 5 e 6 giugno al Chione Arena arriva da un partecipante. La notizia viene riportata dal Gazzettino di Padova. Il candidato, un 43enne in forza all'ospedale di Vittorio Veneto, ha affermato di avere le prove. Nel dettaglio una foto in cui si vede una persona che scatta un'altra fotografia ad una persona che ha chiaramente il test scritto tra le mani. Ci sarebbe anche il sostegno di altri 30 candidati che insieme si sono uniti e sono pronti a presentare un esposto. Ci sono 30 giorni di tempo. Al concorso si sono presentati quasi 10.000 persone per 312 posti di lavoro a tempo indeterminato distribuiti in tutta la regione Veneto. La lista degli idonei potrà essere sfruttata per i prossimi 3 anni, ma la volontà dei candidati che vogliono presentare l'esposto è quella di far annullare la graduatoria. In dono 1000 ore di ferie dai colleghi e così potrà stare vicina alla figlia. Una lettera per ringraziarli. Ci sono molti modi per esprimere la vicinanza a una persona che soffre. Piccoli, grandi gesti che per un malato o per chi ha un familiare in difficoltà hanno il profumo di una boccata d'aria fresca in una stanza chiusa da lungo tempo. Parole piene di riconoscenza e di speranza che arrivano dalla penna di un'operatrice sanitaria dell'UL6 Euganea, che ha beneficiato di quasi 1000 ore di ferie donate dai colleghi. E mica per andare ai Caraibi o chissà dove, no. Chiara, questo è il nome di fantasia che useremo per garantire la privacy della protagonista di questa bellissima storia, ha avuto in dono un monte ore dai colleghi per poter stare vicino alla figlia bisognosa di cure. Chiara ha scritto una lettera ai colleghi ringraziandoli per averle consentito tramite le ferie solidali di rimanere accanto alla figlia in un momento molto difficile per la vita di quest'ultima. Un gesto apparentemente semplice che tuttavia, scrive Chiara ai 120 dipendenti dell'azienda sanitaria che l'hanno aiutata, dimostra generosità e sensibilità nei confronti dei colleghi che per i più disparati motivi si trovino in una situazione di grande necessità. Mi auguro, dice la donna, di poter presto riprendere le mie mansioni lavorative perché il mio ritorno implicherebbe la guarigione di mia figlia, che è la cosa che spero con tutto il cuore. Grazie infinite. Chiara non è l'unica dipendente dell'UL6 a beneficiare di questo prezioso regalo, che per di più è anonimo, volontario, trasversale, a fin di bene e a fondo perduto. 2 anni fa l'ULS Euganea ha inaugurato la Banca delle Ferie Solidali, primo esempio in Veneto di donazione di tempo a beneficio di quei lavoratori che si trovano a dover accudire in maniera continuativa un figlio malato. Ci rivediamo a 20:10, torniamo sui temi delle Olimpiadi. In studio ci saranno i consiglieri regionali Graziano Azzalin del PD e Alberto Villanova della Lega. Grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo.
infatti al meteo. L'ondata di caldo africano è ufficialmente iniziata e anche se il picco del caldo sarà tra giovedì e venerdì, anche la giornata di mercoledì 26 giugno non sarà da meno. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutte le province, il cielo sarà sereno. Qualche velatura solamente sui rilievi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime piuttosto calde, comprese, lo vedete, tra 31 e 36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà simile con tanto sole ovunque, il cielo si presenterà limpido salvo per qualche nube in più ma del tutto innocua sui monti dell'Udinese. Anche in questo caso le piogge risulteranno assenti. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 32 e i 34 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Il cielo risulterà al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime roventi addirittura fino a 37 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.